Noi siamo in Piazza Tola, alle mie spalle ci sono due palazzi che sono i primi due palazzi di Piazza Tola che sono stati costruiti nel 1497 e oggi siamo in compagnia di Franco Pitus che invece è qui dal 1970, in questo bar, il Bar Daniele, nasce nel 1970. Siamo a Sassari, ma cosa è cambiato dal 70 a oggi? Parecchie cose, ci mancherebbe. Intanto è passata una generazione che prima era... E poi il tempo, il periodo, è un po' tutto che è cambiato. Sono spariti gli ambulanti, sono spariti un po' tutto. Ma questo da poco però. Questo sono almeno 10 anni, sembra così, ma non è che sia così. Ma hanno creato un po' di problematiche anche quello che è il livello commerciale della piazza stessa. Beh, certo, era il cuore pulsante della città, Piazza Tola, è sempre stato così. Gli ambulanti sono un'istituzione qua a Sassari. E che, ripeto, non c'è stato cambio generazionale dei figli e quindi diciamo stanno morendo. Siamo 4 o 5 ambulanti, che cosa vuole che sia. Vabbè, certo. Allora, intanto vogliamo ricordare ancora ai nostri telespettatori, Piazza Tola, Sassari, siamo con Franco Pitus che ha aperto questo bar dedicato al figlio, perché suo figlio si chiama Daniele, io lo conosco da ragazzino. Allora, dal 70 oggi è cambiato tantissimo, ma c'è anche col cambio dell'euro, dalla lira all'euro, ha creato dei problemi a voi commercianti? Certo, perché non c'è stato, il governo non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare al momento del cambio, cercare di parare questa situazione, è andata tutto a catafascio in pratica. E quindi purtroppo, pensi che abbia creato comunque dei problemi grossi? Parecchi, si è andato dalle 1000 alle 2000 lire che ha compromesso un po' tutto quello che è il commercio. Poi, purtroppo è quello che ha complicato un po' tutta la situazione, poi, crisi a parte, che questa è evidente, e il resto si tira avanti, noi stiamo tirando avanti, qua tutte le attività sono state chiuse in pratica, siamo rimasti in 2 o 3. Poc'anzi hai parlato di cambio generazionale, in riferimento comunque anche agli ambulanti. Ecco, cioè, cos'è cambiato? Cioè i ragazzi, i figli? No, hanno fatto altro genere di lavoro. Cioè i figli hanno scelto di fare altro? Io quando sono arrivato qua nel 70 c'erano 45-46 ambulanti. E in questi anni chi è morto, chi è in pensione, chi non ha preferito fare altro, data l'età però e non dato la situazione. E purtroppo non c'è stato questo cambio generazionale e è andata così. Noi abbiamo esordito con questa puntata parlando di come comunque sia cambiata Piazza Tola dal 1970 a oggi. Tu che hai aperto questo bar che proprio sta nella piazza, ho visto grandi migliorie, anche i rifacimenti della piazza, credo che il Comune abbia fatto un buon lavoro. Sì, no? quest'anno il Comune ci ha dato una grossa mano. Noi abbiamo anche contribuito, noi qua modestamente, se non ci fossimo stati noi come bar, qua sarebbe stato un catafascio. Noi abbiamo tenuto, con la mia attività, abbiamo tenuto in piedi un po' tutta la baracca qui e quindi ben venga tutto quello che il Comune riesce a fare. Certo. Quest'anno ci hanno davvero accontentato. Manifestazioni, sì. Ecco, ma ritorniamo un attimino a parlare di questi due palazzi che sono nati nel 1497, i primi due palazzi praticamente che aprono la piazza è nata intorno a questi due palazzi. Cioè il tuo bar sta in questo palazzo qua? Sì, è qua, nato nel 1497. Sì. E quindi è uno dei più, anzi sicuramente il più antico a Sassari. Uno dei più antichi. Il centro, sì, il centro è nato qua, in pratica 2 palazzi. E il resto hanno costruito tutto quello che è stato fatto, è stato costruito dopo. Piano piano hanno fatto un centro
centro della città. Si parla tanto, sai, Franco, certo della crisi, assolutamente, col cambio anche dalla lira all'euro c'è stato sicuramente un po' di inflazione, crisi, assolutamente, però si parlava poi di cosa significa essere commerciante, creare imprenditoria e rimanerci per tanti anni, perché dal 70 a oggi siamo nel 2012 quasi, sono tantissimi anni, abbiamo fatto. Reggere tutti questi anni credo che non sia stato semplice. Da tenere presente anche che noi apriamo dalle 5 del mattino sino alle 2 di notte, sempre ininterrottamente. Abbiamo dato un servizio alla città, credo che qualcuno se ne sia anche reso conto di un po' di tutto. Ecco, ma c'è un po' di distacco forse da parte dei sassaresi nei confronti del centro storico, perché sento sempre molti che si lamentano, il centro storico non è molto fruibile per via dei servizi, per via... Stanno facendo morire effettivamente. Qual è il problema secondo te? Il problema è che qua la piazza, essendo nata per questo tipo di commercio, e adesso dover chiudere l'ingresso di quello, l'ingresso dell'altro, è un danno enorme. E tutto qua arriva a un certo punto, se uno dovesse fermarsi per prendere non so, un pacchetto di sigarette o dallo stagnino o dal barbiere o dalla coltelleria lì, non si può fermare, quindi queste attività già hanno chiuso quasi tutti. Quindi questi posti auto, insomma, che ci sono, faccio un esempio, in piazza... Ma quelli sono specchiette per le allodole, non ha mai funzionato. Non ha mai funzionato al mercato, hanno aperto un coso, basta scendere, è sempre vuoto. Via Rosello, sino a qualche anno fa, non si poteva passare, era un vermicaio. Dal corso sino a Porta Macello, dovevi chiedere permesso per passare. Adesso invece Adesso è una desolazione. Quello, sino al Duomo, tutto quanto. Questo dipende dal fatto dei posti auto oppure probabilmente dipende anche da tutto, dai centri commerciali, certo, quelli soprattutto. Però quando un'amministrazione costringe la città a non permettere alcune cose, tipo non so, se uno si ferma gli portano via la macchina. Cioè questo non è colpa dei vigili, perché i vigili fanno quello che devono fare, però se ci fosse un po' più di, come si può chiamare, di elasticità, uno andrebbe bene. Fermano una moto, prendono una moto da lì che non dovrebbe dar fastidio, anche se il regolamento è quello, e portano via la moto a uno che poveraccio gli serve per lavorare. Cioè un po' più di elasticità non guasterebbe. E comunque insomma tutto lì. È tutto cambiato. Prima c'era più via vai di gente nel centro, un po' per il fatto che c'era il mercatino proprio qui in Piazza Tola e per il fatto che comunque tutti i negozi anche all'interno erano tutti chiusi. Adesso sta dando una mano Rino che ha aperto la pizzeria. Quali sono i locali? Allora, c'è Rino, la pizzeria, poi c'è la vineria. La vineria è aperta 2 mesi, 3 mesi, ma sta dando una buona mano, intendiamoci. Poi ci sei tu, col bar Daniele, e poi finito. Non c'è altro. Una porchetteria che ha aperto lì, ma è incalanata nel coso lì, non la vedono. Se non sanno proprio che c'è, non la vedono. C'è questo qua adesso, questo ragazzo del kebab. Del kebab, questo all'angolo. Stanno andando anche bene. Gente ci vuole. Si cerca di darsi da fare, il problema è che manca la gente. Certo, le attività dovrebbero sollevare, dovrebbero tirare su tutte le serrande. Piazza Tola ha un potenziale enorme di lavoro. Certo, come tutto il centro storico comunque di Sassari. Come tutto il centro. Ma se non danno i permessi o non aprono le serrande, noi siamo sempre in quella nicchia, punto e basta. Allora, speriamo veramente che tutto possa migliorare in Piazza Tola, Sassari, il centro storico. Io lo dico sempre agli amici sassaresi, quando potete, fateci qualche salto in più ogni tanto, anche per conoscere quelli che sono i locali insomma, che aprono e che il centro storico propone. A questo punto, caro Franco, io ti devo salutare, l'appuntamento è alla prossima per quanto riguarda DPRUD, ma alla prossima anche con noi perché magari torniamo ancora a trovarti. Ci fa piacere, aspetta, speriamo che sia qualcosa di meglio. Adesso ci prendiamo un caffè alla
Bar Daniele, Piazza Tola a Sassari. Io vi saluto, l'appuntamento è alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao Fra. Io che ce ne prendiamo un'altra, arrivederci. Arrivederci, noi andiamo.